Decisa la giunta di Cogorno, Enrica Sommariva vice sindaco, assessori Sergio Segalerba e Franca Raffo, assessore esterno Ines Zaccaron. Questa sera il primo consiglio comunale. Aumentare i servizi in valle a favore di famiglie e anziani è la mission del neosindaco di Nè Francesca Garibaldi. Quest'oggi l'incontro con il segretario comunale, presto la scelta della giunta. All'udienza generale Papa Francesco ha inaugurato un percorso di catechesi sul libro degli Atti degli Apostoli. La salvezza, ha detto, non si compra, è un dono. Arinox va verso il completamento degli investimenti avviati anni fa. Entro fine anno entrano in produzione il nuovo forno e le linee di taglio, questo nonostante le difficoltà di mercato. L'estate di Chiavari inizia con il Festival della Parola. Da domani per 4 giorni i grandi nomi della cultura saranno presenti in città. Un convegno farà luce sul valore letterario dell'opera di Elena Bono. La squadra giovanile del Casarza Ligure si aggiudica il 12° Memorial Marco Massa. Sul rinnovato manto verde sono scese 4 formazioni accomunate dal ricordo per il giovane scomparso. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio. Oggi ancora le elezioni amministrative in apertura. Questa sera andiamo a Cogorno. Il neosindaco Gino Garibaldi ha già deciso i nomi di chi comporrà la giunta. Per quanto riguarda le deleghe, invece, saranno rese note questa sera in occasione del primo consiglio comunale. Il servizio. Enrica Sommariva vice sindaco, assessori Franca Raffo e Sergio Segalerba, assessore esterno Ines Zaccaron. Sono i nomi della giunta di Cogorno decisi in queste ultime ore dal neosindaco Gino Garibaldi. È ancora presto per le deleghe, spiega il primo cittadino, che intanto fa sapere che questa sera alle 20:30 si riunirà il primo consiglio comunale. Subito al lavoro dunque a Cogorno, d'altra parte i temi da affrontare sono numerosi. Il primo riguarda la viabilità, con la realizzazione della rotatoria di Corso Matteotti all'altezza della Basco, la messa in sicurezza delle strade di collina, il rifacimento di guardrail e muri, l'adeguamento dei semafori, in attesa della rotonda all'uscita della A12. Altro tema di attenzione è quello idrogeologico. Noi adesso siamo in partenza con 2 progetti interessanti che sono la mitigazione del rischio del Rio Remigiano, che sono circa 800.000 euro che sono, spero presto, vanno in appalto, e per quanto riguarda invece il canale del fondovalle di San Salvatore che collega con l'Entella, un canale che porta l'acqua, che toglie l'acqua dal centro di San Salvatore, di conseguenza altri 600-700.000 euro che sono già programmati e da rispettare. La nuova giunta tenterà poi di valorizzare i beni artistici, culturali e ambientali del territorio comunale. Stiamo lavorando per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione del massiccio del San Giacomo, così come l'abbiamo chiamato. Abbiamo presentato già una proposta alla Regione, abbiamo coinvolto i 4 comuni che sono interessati a questa realtà, cioè Lavagna, Cogorno, Carasco, Nè e Sesti Levante. E su questo aspetto vorremmo proprio recuperarlo dal punto di vista anche culturale, storico, ma abbiamo della valorizzazione delle cave, comunque i percorsi, e abbiamo un balcone sul mare sull'entroterra, dal San Giacomo si vede tutta la Val Fontana Buona, la Val d'Avio, la Val Braveglia. È davvero un balcone interessante e questo noi lo vorremmo tentare di riscoprire insieme agli altri. Ora ci spostiamo in Val Graveglia. Il neosindaco di Nè, Francesca Garibaldi, comunicherà a breve la nuova giunta. Oggi l'incontro con i membri della lista e con il segretario comunale. Il punto nel servizio. Non intende lasciare il lavoro alle poste perché dice ama stare tra la gente e ascoltare i loro bisogni. È l'identikit di Francesca Garibaldi, 47 anni, mamma di 3 figli, nuovo sindaco di Nè dopo 25 anni di continuità amministrativa. Così Garibaldi ha già fatto il giro degli uffici comunali e ha salutato tutti i dipendenti. Semplice ma con le idee chiare, il neosindaco punterà a potenziare i servizi. Le infrastrutture sono di primaria necessità perché noi abbiamo un comune vastissimo e quindi di conseguenza abbiamo una rete stradale vastissima e da tenere sempre monitorata. C'è poi il problema delle varie frane, anche successive alle alluvioni degli ultimi anni, un piano con la protezione civile da rivedere perché è fermo dal 2012 e queste per noi sono le priorità. Dopo la proclamazione è il momento di formare la nuova giunta. Oggi l'incontro con il segretario comunale e le prime decisioni con i membri della lista Cambia con Nè. Garibaldi sottolinea il lavoro di squadra e la forza dei giovani. Abbiamo avuto l'appoggio di tantissimi giovani, lo dimostra il fatto che ieri sera siamo andati a fare una pizzata per festeggiare ed ero circondati da giovani. Io amo tantissimo i giovani, questo ci ripaga di tanto.
Come sono andate le preferenze ai consiglieri candidati? Fabrizio Podestà ha preso la maggioranza, poi abbiamo Loredana Arpe, e poi c'è Garibaldi e a seguire tutti gli altri. Purtroppo 3 sono rimasti fuori, non possiamo portarli tutti con noi, però sarà una collaborazione anche con loro, la squadra rimane quella. In conclusione, il neosindaco torna sui 16 voti di scarto tra lei e Marco Bertani e dice: c'era bisogno di un cambiamento, non è questione di pochi voti, ma è un passaggio radicale. Io cerco il bene della mia valle, ci sono nata, cresciuta, continuerò a starci e quindi io cerco il bene della mia valle. Sono stati prorogati al 20 giugno i bandi per accedere ai contributi destinati ai privati, alle imprese e alle attività agricole colpite dalla mareggiata e dal maltempo di fine ottobre dell'anno scorso. L'ordinanza è stata firmata dal commissario per l'emergenza Giovanni Toti. Ammontano a 100 milioni di euro i contributi messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e stanziati attraverso la legge di stabilità. Inizialmente le domande per accedere alle risorse dovevano essere presentate entro il 30 maggio, ma dal territorio è emersa la necessità di termini più lunghi anche per provvedere alle necessarie perizie. I finanziamenti saranno erogati in seguito alla rendicontazione delle spese effettuate. Tutte le informazioni sul sito di Regione Liguria. Il bando per l'affidamento in concessione del campo da tennis comunale di Zoagli è stato pubblicato sul portale Sintel, che gestirà online tutte le manifestazioni di interesse, gli appalti e i vari bandi. Con questo metodo l'amministrazione riduce le spese, rende la procedura più snella, veloce e trasparente. Zoagli è tra i primi comuni a gestire questa nuova tipologia tecnologica. Per quanto riguarda il campo da tennis, c'è tempo per presentare una manifestazione di interesse sino alle 12:30 di venerdì 7 giugno. Occorre essere registrati sul portale Sintel. Per ogni dubbio è a disposizione il centralino del comune 0185 25 051. Adesso andiamo sulla cronaca, intanto leggiamo una notizia dell'ANSA della Liguria. Si diffonde nella nostra regione l'offerta di dosi di sostanze stupefacenti a €1, la dose con cui vengono avvicinati molti giovani e che rappresenta l'iniziazione alla droga. A dirlo è il procuratore capo Francesco Cozzi oggi pomeriggio a Genova durante la presentazione del bilancio sociale del CEIS, il centro di solidarietà, secondo cui il fenomeno delle dipendenze si consolida tra i giovani e gli adulti. Si tratta di un fenomeno che avviene in 2 direzioni, o con l'avvicinamento nelle scuole, addirittura dentro le scuole, oppure, se la montagna non va da Maometto, dice Cozzi, Maometto va alla montagna, vale a dire i fenomeni di spaccio nel centro storico di Genova dove vanno i giovani e dove trovano la dose facilitata. Questo impone, conclude Cozzi, delle strategie comuni per contrastare il fenomeno a partire proprio dalla scuola. Oggi sono stati diffusi i dati dell'attività dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova relativi al 2018. Grazie ai maggiori controlli nell'intera regione i furti di beni culturali si sono dimezzati. 44 persone, che corrisponde al 69% in più rispetto al 2017, sono state denunciate per aver violato le norme del codice penale e quelle che tutelano il patrimonio culturale nazionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di reati contro il patrimonio, il paesaggio, con illecita detenzione di reperti archeologici, contraffazione di dipinti e ricettazione di opere rubate. Nel 2018 sono stati recuperati 211 beni, di cui 156 reperti archeologici e 16 opere d'arte contraffatte per un valore complessivo di 850.000 euro. 2 sequestri lo scorso anno sono avvenuti in provincia di La Spezia. Rifiuta di scendere dal treno per un controllo, causa un ritardo di mezz'ora al convoglio e dalle successive verifiche risulta privo dei documenti di soggiorno. Il fatto è accaduto la scorsa notte nella stazione ferroviaria di Sestri Levante. Nei guai un 30enne straniero senza fissa dimora denunciato per aver violato le norme sull'immigrazione, ma anche per interruzione di pubblico servizio in quanto si rifiutava di sottoporsi al controllo richiesto dal capotreno. Adesso siamo all'informazione religiosa, parliamo dell'udienza generale di Papa Francesco che ha inaugurato un percorso di catechesi attraverso il libro degli Atti degli Apostoli che mostra il connubio tra la parola di Dio e lo Spirito Santo. La salvezza, ha detto, non si conquista ma è un dono. La sintesi. La parola umana non diventa efficace grazie alla retorica, ma tramite lo Spirito Santo, che è la dynamis di Dio, la sua forza. Lo Spirito ha il potere di purificare la parola, di renderla apportatrice di vita. Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale, sottolineando che la parola può aprire vie nuove, può diventare dinamite. La parola di Dio corre, è dinamica, irriga ogni terreno su cui cade. E qual è la sua forza? San Luca ci dice che la parola umana
diventa efficace non grazie alla retorica, che è l'arte del ben parlare, ma grazie allo Spirito Santo, che è la dinamis di Dio, la dinamica di Dio, la sua forza. Con la catechesi odierna Papa Francesco ha inaugurato un percorso attraverso il libro degli Atti degli Apostoli, che ripercorre il viaggio del Vangelo nel mondo mostrando il meraviglioso connubio tra la parola di Dio e lo Spirito Santo, una coppia vivace ed efficace. Il Vangelo si conclude con la risurrezione e l'ascensione di Gesù e la trama narrativa degli Atti degli Apostoli parte proprio da qui, dalla sovrabbondanza della vita del risorto trasfusa nella sua Chiesa. Non c'è dunque da lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio. Tutto è dato gratuitamente e a suo tempo. Il Signore dà tutto gratis. La salvezza non si compra, ha detto il Papa, non si paga, è un dono gratuito. Il risorto invita i suoi a non vivere con ansia il presente, ma a fare alleanza con il tempo, a saper attendere il dipanarsi di una storia sacra che non si è interrotta ma che avanza, va sempre avanti, a saper attendere i passi di Dio che è Signore del tempo e dello spazio. Ora veniamo in diocesi. Il vescovo ha visitato l'Arinox di Riva Trigoso per la celebrazione del precetto pasquale. L'azienda, nonostante il momento di difficoltà a livello macroeconomico, sta comunque portando avanti il piano di investimenti avviato alcuni anni fa e che porterà entro la fine di quest'anno all'avvio delle nuove linee produttive. Sentiamo. Mettere la propria vita quotidiana in discussione di fronte al Vangelo è l'invito che il Vescovo ha formulato alla Arinox di Riva Trigoso, dove ha celebrato il precetto pasquale, una occasione ormai tradizionale di incontro. Anche quest'anno Sua Eccellenza è riuscito a venire a celebrare la Santa Messa qui da noi. Ormai è una tradizione che si ripete, penso che questa sia la quinta volta che viene in Arinox e ci fa piacere tutte le volte riuscire a mostrargli qualcosa di nuovo, segno che l'azienda si sta sviluppando. Mi ricordo le prime volte che è venuto, penso circa 7 anni fa, eravamo agli inizi di questo investimento che stiamo portando a termine. Il fatto che lui tutte le volte voglia condividere con noi questa giornata è molto sentito da tutto il personale. Facendo riferimento al Vangelo, il Vescovo ha descritto il processo a cui Gesù è andato incontro nella sua passione e ha sottolineato come tutti siamo chiamati ad essergli testimoni nei processi a cui anche oggi Cristo stesso è sottoposto. Ecco, tocca a noi allora decidere come partecipare a questo processo e credo che la nostra partecipazione sia fonte di vita nuova, di vita autentica, che porta nella nostra vita il gusto della bontà e della verità, dell'amore autentico e della luce. La presenza del pastore della diocesi e la vicinanza della chiesa locale sono state particolarmente significative per Arinox, che sta portando avanti gli investimenti avviati alcuni anni fa in un contesto più complesso dal punto di vista economico. È un anno difficile per noi perché il mercato è molto più complicato degli anni passati, principalmente dovuto ai dazi americani e alla crisi del settore dell'auto. Nonostante questo gli investimenti stanno andando a termine. Quest'anno entrerà in produzione il nuovo forno di ricottura e a fine anno gli slitter. Saremo pronti per ripartire e grazie al lavoro di tutti riusciremo anche a superare questo momento di difficoltà. Si è concluso il ciclo annuale di appuntamenti inseriti nel calendario del corso di aggiornamento per gli insegnanti di religione organizzato dall'Ufficio Scuola della Diocesi. Un incontro che si è concluso con la visita del Vescovo. Vediamo com'è andata. Quali frutti avete colto quest'anno? Il frutto più grande è stato quello dell'incontrarci, del confrontarci e aiutare anche a formarci per sempre avere a cuore il desiderio che l'insegnamento non può essere un'esperienza chiusa. Abbiamo affrontato sia gli aspetti che riguardano l'insegnamento della religione, sia anche gli aspetti che riguardano le metodologie, gli apprendimenti dal punto di vista pedagogico, per cui un mix che ci ha portato anche a fare dei laboratori per poter essere, diciamo, più pronti sia dal punto di vista della nostra testimonianza e anche sul come saperla presentare ai ragazzi e ai giovani. Lei da cosa è stato colpito quest'anno, in quest'anno di lavoro e di rapporto con i suoi studenti?
Ma soprattutto direi dall'incontro con i ragazzi di prima che avevano il desiderio comunque di conoscermi e di conoscere anche qual era l'affrontare la religione diventando più grandi. Ecco. È importante e mi rimane questo desiderio di stare insieme, ecco, del superare anche magari a volte dei pregiudizi per poter fare una strada insieme. Ogni anno scolastico è un anno a sé e noi insegnanti di religione cattolica secondo me abbiamo un privilegio, nel senso che vediamo tanti bambini e in più noi abbiamo questa bella tradizione, se vogliamo definirla tradizione, di questi corsi di aggiornamenti annuali e in più abbiamo avuto una parte di laboratori divisi in gruppi non soltanto per argomenti ma anche diciamo a seconda del quale scuola, quale grado di scuola uno appartiene e decisamente è un'esperienza bella, formativa perché ecco lì ci mettiamo noi al lavoro e ci mettiamo un po' anche in discussione ed è sicuramente ogni volta è arricchente. Ecco. Spesso si sottolinea il ruolo di testimone dell'insegnante di religione nelle scuole. La testimonianza è proprio la nostra presenza, che non è soltanto da un punto di vista didattico, che sicuramente è fondamentale perché la religione cattolica a scuola è una materia interdisciplinare come tutte le altre, ma è una presenza nell'ascolto. Noi ci siamo in qualunque momento e i bambini lo percepiscono e questa è la nostra vera testimonianza, l'esserci. Pochi giorni fa Telepace ha compiuto 29 anni di attività. Tutti gli amici, i sostenitori dell'emittente, i volontari, ma anche semplicemente i telespettatori sono invitati a partecipare alla messa che sarà celebrata domani, giovedì 30 maggio alle 19 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Una messa di ringraziamento. Questa della celebrazione per Telepace in prossimità del compleanno è un appuntamento semplice ma anche un'occasione di incontro. A presiedere la messa sarà il vescovo, seguirà un momento conviviale sulle piazzale della chiesa. Una buona notizia che arriva da Genova, una nuova causa di epilessia e autismo infantile è stata identificata dai ricercatori del Gaslini e dell'Università di Londra in collaborazione con il premio Nobel per la medicina James Rothman. I ricercatori hanno studiato un gruppo di bambini affetti da autismo, epilessia resistente ai farmaci, disturbi del linguaggio e disordini del movimento e hanno identificato, grazie a tecnologie di analisi genetiche di nuova generazione, le mutazioni di un gene in particolare ed è stato evidenziato che le mutazioni possono alterare il corretto rilascio delle vescicole che trasportano i neurotrasmettitori, determinando un'anomalia di comunicazione tra neuroni a livello delle sinapsi. Il lavoro è stato recentemente pubblicato dall'importante rivista internazionale American Journal of Human Genetics. La ricerca evidenzia il ruolo cruciale della trasmissione sinaptica nell'epilessia e nell'autismo, in linea con altri recenti studi. Trovare il gene difettoso dunque può fornire cure di precisione e personalizzate. Siamo ora all'informazione culturale. Da domani e sino a domenica 2 giugno torna il Festival della Parola a Chiavari, la rassegna culturale che per 4 giorni animerà la città con incontri, parole, spettacoli, musica e presentazioni che si svolgeranno tra i portici del centro storico e le piazze cittadine. La manifestazione è organizzata dal Comune, patrocinata dalla Regione con il contributo della Camera di Commercio di Genova, mentre la produzione è stata affidata all'associazione Le Muse Nove. Sentiamo. È il dialogo il filo conduttore della 6ª edizione del Festival della Parola di Chiavari. Il dialogo come ponte ma anche come trampolino di lancio per idee, progetti e sogni. I principali appuntamenti sono dedicati a 2 grandi sognatori, Lucio Dalla e Leonardo da Vinci. Fra i principali ospiti Monio Vadia, Dario Vergassola, Federico Rampini, Pupi Avati e Vittorio Sgarbi, protagonisti dei 4 appuntamenti serali all'Agora della Parola, la tensostruttura di Piazza Nostra Signora dell'Orto. E ancora il teologo Vito Mancuso, lo scrittore Bruno Morchio, i giornalisti Massimo Bernardini e Angelo Panebianco. Tra gli ospiti musicali il fondatore dei New Trolls Vittorio Descalzi, il quale dedicherà un incontro fra Parole e Musica Fabrizio De André, Franco Mussida della PFM e la speciale reunion della Steve Rogers Band, il gruppo rock di Vasco Rossi. Ma il festival quest'anno diventerà internazionale grazie al convegno su Elena Bono, promosso dalla Società Economica in collaborazione con l'Università di Genova e le università spagnole di Salamanca, Granada e Siviglia. Il convegno in programma giovedì dalle 9.30 alle 18.30 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari sarà una tavola rotonda dal titolo Indagine sull'opera di Elena Bono, la sacralità della parola e la ricerca della verità. L'idea è del professor Roberto Trovato
professore di drammaturgia all'Università di Genova, che da anni studia l'opera di Elena Bono, che nel 2013 ha partecipato in Spagna a un convegno su Elena Bono e da anni mi aveva proposto di fare un convegno qui da noi. Se accettiamo che un critico come Giovanni Casoli abbia definito Elena Bono la scrittrice italiana più importante della seconda metà del Novecento, dobbiamo però non accontentarci delle etichette, dobbiamo studiarne di nuovo l'opera per capire che cosa vale, per capire in profondità perché si può parlare di una grande scrittrice. Credo che qui in Italia sia la prima volta che si fa con questo ampio raggio. Io spero che questa cosa interessi sia gli estimatori dell'opera di Elena Bono, sia quelli che non la conoscono, e in particolare gli insegnanti per i quali abbiamo chiesto e ottenuto il patrocinio del MIUR, in modo che la partecipazione valga loro per l'aggiornamento. E questa mattina a Genova è stato presentato ufficialmente il premio e il Festival Andersen di Sesti Levante. Tra le novità spicca la quantità di favole russe tra il migliaio di elaborati inviati anche quest'anno da tutto il mondo per la 52esima edizione della Kermesse. Al festival è stata conferita la medaglia del Presidente della Repubblica e il prestigioso premio Hans Christian Andersen Award, assegnato in Danimarca agli eventi nel mondo che si distinguono per qualità e opera di promozione dedicata al favolista danese. Presiederà la giuria Lidia Ravera dopo la scomparsa del fondatore del premio letterario David Bixio. Ospite d'onore del festival sarà il pianista Giovanni Allevi. Tra gli eventi in programma poi spettacoli con Corrado Augias, Diodato, Raffaele Gualazzi e Laura Morante. Il festival si aprirà giovedì 6 giugno con il corteo dei bambini, ma ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ora gli appuntamenti, sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti per giovedì 30 maggio. In occasione del Festival della Parola, l'Istituto Tecnico Statale in Memoria dei Morti per la Patria propone le visite guidate dalle 10 alle 13 nel centro storico di Chiavari a cura dei ragazzi dei corsi di geometri e ragionieri. Il tempo dei nuovi eroi è il titolo dell'incontro che sarà ospitato nella sede di Y-Lab in via Gagliardo a Chiavari. Relatore Oscar di Montigny, Chef Innovation, che parlerà dei temi propri dell'economia sferica. Alle 10 in località Nozzarego sul piazzale della Chiesa, Santa Margherita Ligure, è fissato il ritrovo per Impronte sul Monte. L'iniziativa organizzata dall'Unicef prevede l'alzabandiera, l'escursione lungo il sentiero in direzione Nozzarego Basso con guida del parco, l'arrivo alla pista di pattinaggio di Corte, a seguire la premiazione del concorso. Dalle 10.30 nell'Agorà della Parola, allestito in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, sarà proiettato il film Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile, di e con Massimiliano Finazzer Flori. Seguirà l'incontro con il regista. Gli editori del Tigullio presentano le loro opere a partire dalle 16 al Gran Caffè de Fila di Chiavari. Ospiti Luca Valerio, Maria Vittoria Isaia, Isabella Nicora, Marta Marrè, Giacinto Sica. Alle 18 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, Massimo Poggini conduce Banana Republic 1979, Dalla De Gregori e il Tour della Svolta. Interverrà l'autore Ferdinando Molteni. Alle 21 nella sede del CAI in via Capitano Orsi 29 a Chiavari, Cristian Roccati presenterà il libro 60 milioni, Alberto Gnerro, chilometri di vita su millimetri di roccia. Nel corso della serata sarà proiettato un video e l'intervista al protagonista. Un ebreo, un ligure e l'ebraismo. Ne parleranno Moni Ovadia e Dario Vergassola a partire dalle 21.30 all'Agorà della Parola in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Ora lo sport, concludiamo con delle notizie che riguardano il calcio. Iniziamo dalla Serie D. Luca Tabbiani non sarà più l'allenatore della Lavagnese Calcio. Stiamo ringiovanendo la squadra, spiega il presidente della società Stefano Compagnoni, che aggiunge: per il momento siamo fermi, non vogliamo impegnare nessuno. Vediamo dunque nel futuro come si muoverà la società bianconera. La Virtus Entella invita i suoi tifosi per un aperitivo di saluto e di ringraziamento. Il momento di festa si terrà venerdì 31 maggio alle ore 19 al campo della Colmata Mare di Chiavari. Nell'occasione il presidente Antonio Gozzi annuncerà i programmi futuri della società.
Infine si è disputato nei giorni scorsi a Casalza Ligure il 12° Memorial Marco Massa, un giovane di Casalza Ligure, grande appassionato di calcio, scomparso prematuramente. Al torneo hanno preso parte 4 squadre, primo classificato il Casalza Ligure, secondo posto per il Don Bosco Spezia, terzo James Genova, quarto il Rupinaro Sport. Si tratta di squadre giovanili. La manifestazione ha sempre un significato emotivo importante nel ricordo di Marco Massa. Sentiamo. Aldo, un impegno che va avanti negli anni. Sì, siamo giunti alla 12ª edizione, anche per quest'anno abbiamo ripercorso la categoria della Juniores, anche perché abbiamo dato la possibilità di far giocare il fratello di Marco, Riccardo, e quindi insomma questo ci ha un po' gratificato tutti. Adesso per il prossimo anno sicuramente si ripeterà la manifestazione, perché sono quelle manifestazioni che devono andare avanti nel tempo, e per il prossimo anno c'è una novità, cambiamo categoria, faremo un torneo femminile e adesso vediamo ancora come organizzarci, ma cercheremo di fare un qualcosa un po' di diverso, anche perché poi queste manifestazioni non possono in qualche modo, insomma ci vuole un po' anche un po' così di fantasia per poterle poi portare avanti, sennò poi diventano troppo monotone. Devo fare dei ringraziamenti sicuramente alla società Casalza Ligure, alla persona della Cafferata Cristina, la presidentessa, e al comune di Casarza, che mi hanno permesso di nuovo di poter fare il torneo per mio figlio. Sono molto felice anche quest'anno che sono riuscito a farlo, e finché potrò lo farò sempre, perché chi ricorda non dimentica. È un'emozione, è sempre un bel momento essere tutti qua insieme a ricordare il mio angelo Marco. E niente, devo ringraziare sempre, come dice mio marito, tutti quanti che si prestano e che ci mettono il massimo impegno, e sicuramente farlo su questo campo ha un significato maggiore, perché purtroppo è qui dove lui ha incontrato, diciamo, l'aldilà più o meno, però è comunque molto significativo. È venuto anche un bel sole. Esatto. Diciamo che ci ha dato una mano qualche giorno da lassù. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ci ritroviamo domattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa condotta da Marco Revello. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.